Telespettatrici e telespettatori di Antena 3, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche quest'oggi sarà una giornata particolarmente ricca di cronaca, con molti collegamenti dai nostri inviati sulle principali notizie della giornata. Tra pochissimo andremo a Padova con la nostra Valentina Visentin davanti al carcere Due Palazzi, dove questa mattina appunto Eric Zorzi, l'ex marito di Nicoletta Rotaro, è stato sentito dall'avvocato. Sentiremo le parole del legale. Poi ancora notizie relativamente alle predazioni dei lupi, perché è un'emergenza che sta dilagando nella nostra regione, dall'altopiano di Asiago ai colli del Vicentino sino ad arrivare alla pianura. Proprio ieri c'è stato un vertice in prefettura. E poi parleremo naturalmente della mostra del cinema, questa sera al via con Monica Bellucci e Tim Burton, con il nostro inviato Lorenzo Maier. Ma cominciamo subito con la cronaca, perché purtroppo dobbiamo registrare un altro grave incidente stradale che si è verificato sulle strade della nostra regione e che ha coinvolto ancora una volta dei motociclisti. Il bilancio è di 2 feriti gravi. L'incidente si è verificato la scorsa notte a Verona. I 2 feriti sono 2 57enni che viaggiavano su 2 diverse moto. Il primo, veronese, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Borgo Trento, mentre il secondo, un emiliano, ha riportato varie fratture e pur essendo grave non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Ed ora la notizia di un'altra tragedia che si è verificata nel Trevigiano. Un'anziana si è chiusa fuori di casa, non aveva con sé le chiavi, ha tentato di rientrare dalla finestra al piano terra, salendo su una sedia che aveva trovato in giardino, ma ha perso l'equilibrio, è caduta ed ha battuto la testa. È stata ritrovata purtroppo senza vita qualche ora dopo dalla figlia. Sì, mia cugina era. È rimasto... Senz'altro era... l'ho vista che camminava male, sì, perché poverina purtroppo non so niente, è caduta, non so cosa. L'hanno trovata così. Non posso dire più di altro, perché anche per me è stata una sorpresa. È ancora sotto shock il cugino di Valli Carraro, l'anziana vedova di 82 anni trovata senza vita davanti alla porta di casa da una delle figlie che andava a riprendersi il cane che l'aveva lasciato in mattinata. Una tragedia domestica accaduta in via San Venanzio Fortunato a Castelfranco, la cui dinamica ha del paradossale. La signora stava preparando il pranzo quando, uscendo in giardino, si è accorta che le si era chiusa dietro la porta di casa. Non avendo le chiavi con sé, ha così provato a rientrare da una finestra lasciata aperta, prendendo una sedia proprio dal giardino e tentando la scalata. Ma purtroppo ha perso l'equilibrio e, cadendo sul cemento, ha riportato un forte trauma cranico che le è stato fatale. Ha scoperto tutto una delle figlie rientrando nel pomeriggio dal lavoro. Ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma i sanitari nulla hanno potuto se non constatare il decesso della signora. Sul posto anche i carabinieri, che sono tornati un paio di volte sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso e per escludere il coinvolgimento di altre persone. È una tragedia, sì, perché a una certa età siamo tutti in pericolo. Bisogna rassegnarsi e basta, non so cosa dire. Grande il cordoglio del vicinato. La sua dirimpettaia la conosceva da 44 anni e la ricorda come una persona buona, sempre gentile e disponibile, una vera amica alla quale potersi rivolgere in qualunque circostanza. Come comunità ci stringiamo alla famiglia e esprimo il cordoglio mio personale e quello di tutta Castelfranco Veneto in questa circostanza tragica. Spiace, tendiamo di capire le dinamiche dell'incidente. Arrivano messaggi di una persona bella, una persona che stava bene con i vicini, che stava bene con tutti e che viveva la sua età in modo esemplare. Quindi con questo messaggio rinnovo le condoglianze a nome mio e di tutta la città. Lascia i 3 figli, Daniela, Marina e Giuseppe, e gli adorati nipoti Diego, Nicolas, Sofia, Leonardo ed Edoardo, i parenti e i numerosi amici che si era creata in città.
Cliente esagitato in un bar di Noventa tenta di incendiare l'auto della barista che non voleva servirgli da bere. Siamo nel Padovano. Attimi di panico quelli vissuti domenica mattina in un bar di Noventa Padovana, dove un cliente esagitato al rifiuto di un drink ha tentato di bruciare l'auto di una delle cameriere. Il crescendo di tensione è cominciato verso le 9, quando l'uomo si è presentato al Nacht Bar chiedendo un superalcolico nonostante fosse mattina. Al rifiuto della cameriera di servirgli da bere, il cliente è dato in escandescenza, ha raggiunto il balcone, si è preparato il drink e poi è uscito e ha cosparso di benzina l'auto di una delle cameriere. La sua furia è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri chiamati da alcuni testimoni. L'uomo si è dileguato prima di riuscire ad incendiare la macchina. Sarà sepolto nel cimitero di Ponzano Veneto Cheikh Tidiane Bans, il 18enne investito sulla Pontebana. Intanto i familiari si sono affidati ad un avvocato e chiedono che la sua morte non resti impunita. In questi giorni ho avuto l'occasione di incontrare più volte Alina, la mamma di Tidiane, insieme alle sue figlie, le sorelle del ragazzo. Abbiamo condiviso il percorso che potrebbe portare a far sì che i resti del ragazzo possano essere accolti nel cimitero della nostra comunità. Riposerà nel cimitero di Ponzano Veneto Cheikh Tidiane Bans, il 18enne del Burkina Faso investito lungo la Pontebana. L'incontro con il sindaco Antonello Baseggio, che sentita la famiglia ha proceduto con le pratiche per ospitare in paese le spoglie del giovane ragazzo, nonostante risulti residente in Francia. Il ragazzo, come le sorelle, come la famiglia, ha sempre vissuto a Ponzano Veneto, poi la vita li ha portati in Francia, mentre il papà si era trasferito in Inghilterra. E quello che è successo è una cosa drammatica che ha sconvolto anche la nostra comunità. Tidiane viveva le nostre società sportive, viveva la nostra scuola, viveva il nostro territorio. Vogliamo che la morte di mio fratello non resti impunita. Allo sfogo di Buonemia Bans, fratello del 18enne. Non si dà pace alla famiglia che si è affidata all'avvocato Paolo Pastre perché contraria all'ipotesi di archiviazione dell'accusa di omicidio stradale nei confronti dell'infermiera 48enne di Susegana, che per prima domenica mattina aveva chiamato i soccorsi nel vano tentativo di salvare la vita a Cheikh, deceduto a causa del trauma cranico riportato dall'impatto. Amareggiati, i familiari non vogliono che la morte del figlio 18enne resti impunita. Intanto hanno chiesto un aiuto economico al comune per poter celebrare il funerale che ancora non è stato fissato, aiuto che il sindaco ha esteso ai cittadini. La mamma mi ha chiesto di poter rendere pubblica un avviso, che è quello di poter raccogliere dei fondi ed aiutare la famiglia per poter organizzare anche il rito funebre. In questo che si vede poi una comunità se è davvero solidale con chi ha necessità, ma soprattutto con una famiglia che è sempre stata ben voluta e che ha partecipato alla vita sociale del nostro territorio. Ed ora andiamo a Padova, ne accennavamo in apertura di queste ore la notizia dell'incontro tra l'ex marito di Nicoletta Rotaru, Eric Zorzi, e il suo legale al carcere Due Palazzi appunto di Padova. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, è avvenuto questa mattina molto presto l'incontro tra Eric Zorzi, il 42enne camionista in carcere con l'accusa di omicidio volontario di aver ucciso la notte del 2 agosto del 2023 l'ex moglie Nicoletta Rotaru, e il suo avvocato, la legale Silvia Masiero. Si tratta del primo incontro faccia a faccia che è servito per stabilire un po' la linea difensiva. L'avvocato Masiero ci ha confermato, l'abbiamo sentita telefonicamente qualche minuto fa, che ora darà tutto in mano ai suoi periti, compreso l'audio che incastra, che ha mandato in carcere Eric Zorzi e che ha registrato i momenti, le ore che hanno antecedenti il delitto di Nicoletta, in cui si sente appunto il rumore dell'uomo che si avvicina, che stringe la cintura al collo, che poi trascina, e poi il trascinamento del corpo
corpo in bagno. Sono un audio che Nicoletta aveva registrato quella notte senza pensare che poi insomma quell'audio sarebbe diventato la testimonianza del suo omicidio. Sentite cosa ci ha detto l'avvocato Silvia Masiero dopo l'incontro in carcere con Eric Zorzi, e poi vi aggiornerò anche sugli ultimi dettagli dell'inchiesta. L'ho visto più provato rispetto all'altra volta, anche perché questo tam tam mediatico ovviamente lo fa molto preoccupare anche per le sue bambine. In questo momento Eric è tutto indirizzato nella sua difesa perché vuole bene alle sue bambine e sa che tutto questo sta facendo soprattutto male a loro. Che cosa dire di più? Che insieme a lui sto cercando, anche se è molto doloroso, di ripercorrere tutta quella notte e verificare appunto che non ci siano i margini di prova che la procura indirizza, perché la procura sta indirizzando delle prove non le ha, lei dice che sono due cose diverse, per cui niente, la farei ancora tanto. Le chiedo, il 17 settembre è prevista l'udienza preliminare, Sì. Voi chiederete un rito abbreviato o il processo penso, guardi, a seconda di cosa mi diranno, perché ovviamente io adesso ho messo tutto in mano anche ai miei periti, adesso io ho dato tutta una serie di incarichi, ho fatto tutta una serie di domande a cui attendo risposta. Ovviamente anche i miei periti sanno che il margine massimo è la prima decina di settembre e quindi stanno lavorando tantissimo. Solo dopo che mi daranno certe risposte io potrò decidere se affrontare una corte d'assise popolare, peraltro, perché oppure fare un abbreviato anche condizionato, appunto come dicevo ieri, a una perizia psichiatrica su Eric, perché io lo vedo, lui parla ancora della moglie al presente. L'indagine della procura prosegue perché si vuole capire se ci sia stata anche una premeditazione, perché al momento l'accusa per Eric Zorzi è di omicidio volontario aggravato, ma quella notte l'uomo aveva posizionato un lettore MP4 all'interno della macchina utilizzata da Nicoletta Rotaru e subito quando la donna era rientrata in casa lui l'aveva interrogata con dettagli particolari, conoscendo dettagli particolari di quello che aveva fatto quella notte, quindi era subito scattata la lite poi sfociata nell'omicidio della donna, e quindi la procura sta cercando di capire se ci sia stata una premeditazione, anche perché l'uomo, come ben sappiamo da quello che è emerso, ha poi smontato e rimontato la porta del bagno in modo tale da farla sembrare chiusa dall'interno. All'interno del bagno, come ben sapete, è stato ritrovato il corpo senza vita di Nicoletta all'alba del 2 agosto del 2023. Questo l'ultimo per quanto riguarda le indagini. Intanto dal cancello della villetta di Abano, del quartiere di Montortone ad Abano Terme, è stato rimosso la rosa e la poesia che erano state posizionate subito dopo la notizia che Nicoletta era stata uccisa. L'ennesimo sfregio nei confronti di questa povera donna che per anni ha subito i maltrattamenti del marito, come ci raccontano anche le legali che seguono la famiglia Rotaru e che hanno insistito con la procura e i carabinieri per far esaminare il cellulare, dove poi è stato ritrovato l'audio che ha incastrato e che ha portato in cella Eric Zorzi. Io restituisco la linea e vi lascio con le parole dell'avvocato Tatiana Avija che difende insieme alla collega Roberta Cerchiaro la famiglia di Nicoletta Rotaru. Ricevute tutte le registrazioni, perché è stata la primissima cosa con cui la signora Rotaru Eugenia è venuta nel nostro studio, perché non ci credeva mai che sua figlia si potesse che potesse fare un gesto di questo genere. La Nicoletta era felicissima e quindi non ci sono stati dei motivi per cui potesse far fine alla sua vita. La svolta, o meglio la spinta decisiva alle indagini sulla morte di Nicoletta Rotaru è arrivata dalle legali della famiglia della 39enne morta il 2 agosto 2023. Le avvocate Tatiana Avija e Roberta Cerchiaro avevano ricevuto dalla madre di Nicoletta tutti gli audio dei litigi con il marito violento Eric Zorzi, che la 39enne le inoltrava, e così hanno più volte sollecitato la procura portando
portando come prova i messaggi. Le due legali per mesi hanno cercato di recuperare il PC di Nicoletta e il suo telefono che i carabinieri avevano sequestrato 6 mesi prima, all'alba del 2 agosto, quando erano intervenuti per quello che sembrava essere un suicidio, ma che in realtà a tutti gli effetti è risultato essere un omicidio. Poi dopo i colloqui con i carabinieri, con i quali abbiamo parlato per ore e insistito appunto di tirar fuori le cose che sono state sequestrate, tra cui era quel famoso telefonino che non sapevamo dove fosse, perché uno è stato sequestrato e l'altro no, senza SIM, è rimasto ancora in casa di Nicoletta, e invece quello che appunto conteneva quella registrazione che purtroppo Nicoletta non ha, oltre alla registrazione di quella notte aveva anche altre registrazioni di minacce, è l'unica cosa che non è riuscita a salvare in iCloud. Solo a gennaio il cellulare di Nicoletta viene analizzato e dopo 2 mesi le avvocate finalmente ricevono la copia forense con l'audio di quella terribile notte che incastra Eric Zorzi. Siamo a marzo e Nicoletta è morta da 7 mesi. Dubbi non solo nostri ma di tutti quanti, insomma, perché nessuno ha mai creduto nel suicidio, neanche nell'istigazione. Le due legali, che prima avevano chiesto che almeno l'indagine fosse per istigazione al suicidio, visto che dall'autopsia non emergevano elementi, hanno le prove e l'indagine diventa per omicidio aggravato. Eric Zorzi, che fino a quel momento è rimasto libero, viene arrestato. Noi sin da subito abbiamo capito che, perché dalle registrazioni emergevano anche maltrattamenti anche nei confronti delle figlie, per cui noi preoccupatissimi proprio dell'incolumità delle bambine, abbiamo appunto proibito a tutti di pubblicare qualunque cosa per non che non succeda qualcosa di peggio alle bambine. Ora l'attesa per il 17 settembre, quando è prevista l'udienza preliminare per il 42enne accusato di omicidio volontario aggravato, e la speranza che la famiglia di Nicoletta possa avere giustizia. Era inquietante sentire quei sforzi per cercare di respirare. E continuiamo a parlare di violenza nei confronti delle donne, perché purtroppo continuiamo a registrare numerosi casi. Un altro caso è accaduto a San Pietro Viminario, sempre nel Padovano, dove un uomo che non poteva avvicinarsi alla sua ex è stato arrestato dai carabinieri per avere violato il provvedimento restrittivo. Aveva il divieto di avvicinarsi alla sua ex compagna, ma si è presentato a casa sua spaventandola. Un uomo residente a Tribano è stato arrestato dai carabinieri per aver violato il provvedimento. Allertato dai vicini di casa di una donna ucraina che hanno sentito le sue urla disperate, i carabinieri sono intervenuti a San Pietro Viminario, trovando l'uomo che si era avvicinato alla sua ex. Per questo è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l'arresto, rimettendo in libertà l'uomo, per il quale però vige il divieto di dimora nei comuni di San Pietro Viminario e di Solesino. E dobbiamo registrare in queste ultime ore anche un atto vandalico che indigna un'intera comunità. È successo a Saonara, dove è stata vandalizzata una panchina rossa dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin e a quella delle altre donne uccise dalla violenza di genere. C'è un limite a tutto e per quanto vogliano essere ribelli o fare gesti estremi, questo mi sembra veramente troppo, ecco. Di tutte le panchine che sostono in questo angolo di ciclabile a Saonara, in provincia di Padova, quella presa di mira dai vandali, per ora ignoti, è quella rossa dedicata alle vittime di violenza di genere e in particolar modo a Giulia Cecchettin, uccisa brutalmente dall'ex fidanzato Filippo Turetta, e che proprio nel cimitero del comune alle porte di Padova riposa accanto alla madre. Le panchine erano state anche recentemente ristrutturate dai ragazzi di Ci sto a fare fatica, l'iniziativa sposata dal comune che permette ad adolescenti di mettersi al servizio della comunità. Un atto vandalico, appunto, a cui il comune, guidato dalla sindaca Michela Lazzaro, vuole rispondere. Gli agenti di polizia locale stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza e sarebbero vicini ad identificare i vandali che hanno staccato dal pavimento la panchina nella notte tra il 24 e 25 agosto.
Non solo questo, perché sempre gli stessi teppisti, probabilmente giovanissimi, annoiati dalle troppe vacanze estive, hanno sradicato un'altra panchina, sempre lungo la pista ciclabile che costeggia via Valmarana. Sono stati deturpati anche con lo spray dei giochi per i bambini. I vandali ce ne sono ancora di più, quindi penso che sono tutti gesti che vanno oltre alla sensibilità, insomma, quindi sono persone che secondo me non sanno neanche cosa stanno facendo, quindi è una cosa molto brutta, sì. Di responsabilità parla la sindaca Lazzaro. Quello delle baby gang e della violenza giovanile è un fenomeno che cercheremo di trattare in maniera ancora più incisiva nei prossimi mesi con la collaborazione del mondo della scuola. È naturale, dice, che la parte più importante in un'ottica di crescita dei giovani spetta però alle singole famiglie. È morta dopo aver contratto il Covid mentre si trovava in vacanza in Albania. Per i medici non c'è dubbio, è stato proprio il coronavirus a innescare la miocardite che ha causato il decesso di una donna originaria di Sedico nel Bellunese. Aveva solo 38 anni, lascia il marito ed un bimbo piccolo. Il Covid se l'è portata via all'improvviso a soli 38 anni. La comunità di Sedico è sconvolta per la morte di Alessia Vidotto, sottratta all'affetto dei suoi cari mentre assieme a loro stava trascorrendo le ferie estive sulle spiagge dell'Albania. Qualche giorno prima di Ferragosto la donna comincia ad accusare spossatezza e i sintomi tipici dell'influenza, raffreddore, mal di gola, febbre. Passano i giorni ma le condizioni di Alessia non migliorano, da qui la decisione di farsi visitare dalla guardia medica, quindi all'ospedale di Tirana. Le viene diagnosticato il Covid-19, malattia che i medici non avranno poi dubbi nel considerare responsabile del rapido peggioramento del quadro clinico che sfocerà in una miocardite, infiammazione dei muscoli del cuore, malattia che nonostante gli sforzi dei medici le toglierà la vita nel giro di un paio di giorni. Alessia, che da qualche tempo risiedeva nel quartiere di Mussoia, era una persona solare e gentile e le comunità di Belluno e Sedico si sono strette al dolore dei genitori, al marito e al figlio di un solo anno e mezzo. L'azienda per cui la donna lavorava ha fermato per 2 ore la produzione per permettere ai colleghi di renderle omaggio. E sono tutte venete le 4 persone coinvolte in un incidente avvenuto in Alto Adige, a Monguelfo. La dinamica dello schianto è ancora in fase di chiarimento. 4 i feriti, la più grave è una 76enne di Padova che è stata ricoverata in condizioni piuttosto gravi all'ospedale di Brunico. All'ospedale di San Candido invece sono stati portati gli altri 3 feriti, tutti originari della provincia di Verona. Ed ora cambiamo argomento, torniamo a parlare dell'allarme lupi e delle predazioni sempre più frequenti. Abbiamo in collegamento dall'altopiano di Asiago la nostra Monica Smidle in compagnia di un'allevatrice, di una Malgara. A te Monica, buongiorno. Sì, buongiorno a te Marta, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sono a Rubbio con Valentina Pigato, questa giovanissima Malgara che si occupa di vacche di razza burlina in particolare. Valentina, pensate che in tutto il Veneto ci sono solamente 400 capi di vacche di razza burlina, 180 sono allevate da Valentina e dalla sua famiglia. Valentina, vi dico subito, ha appena 21 anni e una grandissima passione per l'allevamento. Allora Valentina, voi purtroppo vivete in continuo allarme a causa delle predazioni dei lupi. Che cosa è successo? Nella notte tra venerdì e sabato sono venuti a mancare 3 dei nostri vitelli di razza burlina. È l'ennesimo attacco perché ne abbiamo avuti altri 2 con altri 2 deceduti soltanto quest'anno e nei primi 2 anni successivi altri 3 morti. Quindi insomma le predazioni continuano. Che cosa hai provato quando hai visto i tuoi vitelli morti?
Nel momento in cui sono scesa dalla macchina ho visto le 3 carcasse dei miei vitelli senza vita, sono scoppiata a piangere, perché per me allevarli non è soltanto fonte di reddito, non è soltanto un lavoro come magari molti pensano, però io vivo la mia quotidianità con loro. Per me allevarli è la più grande passione, sapere che 3 di loro hanno patito una morte del genere, ci sono rimasta molto male. Pensate che Valentina chiama le sue vacche per nome, no? Prima che cosa mi hai detto? Mi hai detto, Elisa è un po' così, no? Furbetta. Sì, perché ogni volta che vengo a controllarle al pascolo passa sempre a salutarmi quando arrivo. Quindi pensate che cosa può provare, insomma, un malgaro che vede un capo morto e poi in quel modo, in quella maniera. Andiamo a letto a sera con il pensiero che la mattina ci svegliamo e c'è la possibilità di trovare un altro vitello morto, magari peggio ancora una manza, una vacca morta. Non possiamo andare avanti così, noi siamo arrivati al limite. Con 5 morti quest'anno stiamo seriamente pensando di lasciare il pascolo un mese prima rispetto agli altri anni. Quindi chiudere l'alpeggio prima e scendere in pianura? Sì, almeno a casa sono in stalla, però sono più al sicuro. Sicuramente stanno meglio qua, però a questo punto con il problema dei lupi non credo che questo sia ancora possibile. State alzando bandiera bianca, Valentina? Dopo la notte di venerdì sì, perché questa volta è stata veramente duro. E mi raccontava anche di attacchi dei lupi in pieno giorno qui in zona. Sì, ho sentito di alcuni colleghi che hanno avuto attacchi alle 10:30, all'1 del pomeriggio, quindi i lupi stanno diventando un problema anche per il comune cittadino dal mio punto di vista. Poi se questa problematica dall'alto non è presa come bisogna, qui c'è da fare un lavoro di informazione e soprattutto di azione, perché siamo arrivati al limite. Che cosa chiedete alle istituzioni? Non stiamo parlando di abbattere tutti i lupi, stiamo chiedendo di limitare il numero per limitare i danni e aiutare noi malgari a continuare questo lavoro con tanta passione. Io ringrazio Valentina, ringrazio Andrea Benetti che mi ha aiutato in questo collegamento all'interno del recinto. Facciamo notare che i recinti sono tutti chiusi da filo spinato e dal cavo elettrificato, insomma degli strumenti che dovrebbero in qualche modo proteggere i capi dai lupi, ma questo purtroppo non avviene, neanche questi sistemi funzionano. Ai lupi ormai non fa più paura niente, neanche l'uomo, quindi le soluzioni le stiamo cercando di trovarle, sperando che un giorno arrivino. È un'amara considerazione. È un'amara consolazione, quindi adesso stiamo vivendo con il pensiero, speriamo un giorno di trovare una soluzione concreta a questa cosa, a questo problema che c'è. Grazie a Valentina Pigato, grazie ancora a Andrea Benetti. Marta, se hai domande siamo a disposizione, altrimenti la linea torna allo studio. Grazie, io vi restituisco la linea, Monica, grazie a te naturalmente e al collega Andrea Benetti per questo collegamento. Tra l'altro nel corso del telegiornale torneremo ancora a parlare di lupi e di predazioni da altre zone della provincia, perché ci sono appunto diversi aggiornamenti. Ma ora andiamo a Venezia, dove abbiamo in collegamento il nostro Filippo Fois per parlare di un problema che è emerso nelle ultime ore e che riguarda ancora una volta le affittanze turistiche. A te Filippo. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Dunque, sulle affittanze turistiche a Venezia ci sono sulla regolarità delle affittanze turistiche a Venezia ci sono periodici controlli da parte della polizia locale e della Guardia di Finanza, ne vengono sempre scoperte di nuove che non dovrebbero esserci. Quello che ha destato scalpore in città è che sono stati trovati 30 appartamenti, o meglio 30 stanze affittati ai turisti, forse anche di più, qui, in uno studentato di Ca' Foscari che viene gestito da un'altra società. Ci sono circa 400 stanze di cui una parte veniva affittata ai turisti. Questo l'hanno scoperto la polizia locale e la Guardia di Finanza, sono scattate le multe. Naturalmente ci sono state molte prese di posizione anche politica, perché evidentemente in una città che ha già 8.000 affittanze turistiche il fatto che le si prenda anche dagli studentati ha destato un certo scalpore. Io sono con Alice e Stella, che sono 2 studentesse universitarie, le quali avevano già fatto presente questa cosa a maggio. Sì, addirittura ad aprile avevamo notato completamente a caso, facendo un
giro su una delle piattaforme più famose di Booking, che c'erano delle stanze in realtà attive tutto l'anno proprio per i turisti all'interno del campus. Ovviamente non c'eravamo posto il problema se fosse legale o meno, perché il problema per noi è politico, il fatto che delle stanze che dovrebbero essere destinate a studenti, come viene tra l'altro presentato sul sito di Ca' Foscari, vengono in realtà date ai turisti, e ci lascia stupefatte il fatto che l'università stessa si dica esterrefatta di questa cosa, quando è possibilissimo vederli anche adesso entrare e uscire i turisti dal campus, in un campus finanziato da fondi europei pubblici ma gestito completamente da privati. Questo è un enorme problema politico e dal nostro avviso è innegabile la responsabilità dell'università e degli enti pubblici come ESU, che è il primo che caccia gli studenti durante i mesi estivi, studenti destinatari di borse di studio e quindi di aiuti, per 2 mesi vengono cacciati per fare spazio proprio ai turisti che poi in realtà ci vengono tutto l'anno. Per cui le stanze si pagano bene, diciamo, perché la più cara credo costi 900 euro per uno studente, per cui siamo a prezzi addirittura superiori al mercato quasi. Sì, assolutamente, cioè, quello che è assurdo, e già noi ci siamo mobilitate anche proprio per denunciare questa cosa, in una residenza studentesca che dovrebbe venire incontro a studenti e studentesse, i prezzi sono superiori a quelli di mercato, ovvero una doppia arriva a costare 700 euro, una singola 900, quando diciamo prezzi di mercato più o meno sono dai 250-300 ai 400-500 invece per le singole, quindi ci pare veramente assurdo. Certo, in effetti ci si può porre la domanda se possiamo ancora parlare di istruzione pubblica quando bisogna pagare così tanti soldi. Qualcuno potrebbe dire: dove sta finendo Venezia con tutte queste affittanze turistiche? In realtà, per certi versi, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Noi qua vicino abbiamo una calle che si chiama Secchi e, fatalità, abbiamo trovato anche Matteo Secchi di Venezia.com, che passava di qua. Anche voi qui? Anche lei? Io sono esterrefatto nel trovarvi qui. Anch'io, devo dire. Comunque a Venezia si fanno sempre begli incontri. Matteo Secchi e Venezia.com 11 anni fa, se non erro, avevano già denunciato una vicenda simile, cioè uno studentato in cui si diceva beh, noi affittiamo ai turisti d'estate, mentre in realtà c'erano anche durante l'anno. Sì, era la ex caserma Manin, gestita dallo IUAV. Adesso, al tempo loro si erano giustificati dicendo che in estate gli studenti non ci sono, cioè quindi potevano affittare ai turisti. Invece noi abbiamo dimostrato che affittavano anche durante l'anno scolastico in corso, sì, mandando una nostra aderente, la Luana, a dormire, e ha dormito fingendosi turista, e abbiamo la ricevuta fiscale, e al tempo abbiamo denunciato la cosa, cioè quindi noi non siamo esterrefatti nel sentire queste cose, perché sono cose già successe. Dà fastidio che sono passati tanti anni e si fanno ancora, ecco. Sì. E questa è una citazione esterrefatti, perché quello Ca' Foscari si è detta esterrefatta da questa cosa. Sì, difatti vorrei fare uno striscione di un nuovo gruppo ultras, gli esterrefatti. Allora, il Venezia gioca, mi sembra, venerdì, per cui vediamo contro il Torino qua, penso, per cui magari facciamo in tempo a prepararlo per la partita. Allora, grazie a Matteo Secchi, e Marti, io ti restituirei la linea. Grazie Filippo, grazie, con la collaborazione tecnica di Francesca Pezzo da Venezia. Noi ora torniamo a Padova perché è stato approvato dalla Giunta Comunale l'accordo con l'azienda ospedaliera. Gli agenti della polizia locale verranno visitati nelle strutture del nosocomio padovano. Approvata la delibera in giunta a Palazzo Moroni che sancisce l'accordo tra comune e azienda ospedaliera, che prevede l'erogazione di visite psicoattitudinali per gli agenti di polizia locale in cambio di pattugliamenti nell'area dell'ospedale di Via Giustiniani. Ancora mesi fa il sindacato UIL aveva denunciato che dal 2016 non erano state effettuate visite agli agenti della polizia locale per valutare l'idoneità a detenere un'arma. Ora ci sono le date per le visite, il 10 e 24 settembre. Saranno 250 gli agenti valutati dai professionisti dell'azienda ospedaliera padovana. Il protocollo dunque prevede presidi quotidiani da parte di una pattuglia a piedi di agenti in divisa per garantire la sicurezza della zona ospedaliera, con pattugliamenti mattina e pomeriggio in orari diversificati. L'accordo è sottoscritto per un anno, ma ci sono i presupposti perché venga rinnovato.
Torniamo a parlare del velivolo ultraleggero precipitato domenica pomeriggio a Campolongo Maggiore. Potrebbe essere disposta l'autopsia sul corpo del pilota padovano che ha perso la vita, Nicola Baso. Intanto sono al vaglio varie ipotesi, tra cui quella di un guasto al motore. Tra le ipotesi al vaglio sullo schianto dell'ultraleggero in cui ha perso la vita l'imprenditore padovano 60enne Nicola Baso, c'è anche quella di un guasto al motore. Solo le analisi dei tecnici specializzati però potranno stabilire con certezza cosa sia accaduto. Per ora le uniche decisioni prese sono il sequestro del velivolo e la messa a disposizione dell'autorità giudiziaria del corpo del pilota. Si pensa anche a un'autopsia per verificare se possa aver avuto un malore, anche se la donna che era a bordo con lui e che è riuscita a chiamare i soccorsi nonostante le ferite, ha detto che poco prima di precipitare Baso aveva imprecato ad alta voce, segno che qualcosa non andava. Non appena la donna, ancora ricoverata, sarà in grado di parlare, verrà interrogata, così probabilmente si capirà cosa possa essere successo a bordo dell'ultraleggero che domenica si è schiantato sul campo di soia a pochi metri dalla scuola di volo Pegaso. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a Venezia per parlare ancora una volta di allarme spaccio e degrado a Cannaregio, che continua a tenere in apprensione il sestiere. Dopo la protesta delle lenzuola e la raccolta firme, domani, giovedì, si terrà una manifestazione dei residenti lungo nei luoghi, insomma, che sono maggiormente colpiti da questo problema. Una camminata che vuole segnalare ai cittadini che vorranno parteciparvi tutte le situazioni di vero degrado che hanno portato a questa esasperazione da parte dei cittadini. Una passeggiata di sestiere per dire no allo spaccio e sì ai servizi. I residenti di Cannaregio scendono in piazza contro degrado e criminalità, non solo come si potrebbe pensare in luoghi classici della movida veneziana come le fondamenta degli Ormesini e della Misericordia, un lenzuolo con una scritta contro lo spaccio disteso su una panchina lungo il canale e una lunga inquietante fila di macchie di sangue lasciate stanotte sui masegni di Callelonga dei penitenti testimoniano come anche Baia del Re non sia un luogo così tranquillo come può apparire. Abbiamo pensato che la miglior risposta all'emergenza evocata negli ultimi tempi di cittadini che erano effettivamente stufi di subire prevaricazioni, di vedere i loro quartieri occupati anche dal degrado e dallo spaccio, fosse quella di riappropriarsi delle proprie strade scendendo in piazza. Oltre alle lenzuola antispaccio, in queste settimane a Cannaregio è iniziata anche una raccolta firme per chiedere più sicurezza. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli. La passeggiata del 29 sarà comunque seguita il 5 settembre da un'assemblea pubblica in Sala San Leonardo. Nicola Ussardi dell'Assemblea Sociale della Casa e di Cannaregio il sestiere lo conosce bene. In questa città, nel centro storico, dove contiamo all'incirca tra le 1.500 e le 2.000 case pubbliche vuote, vediamo l'entrata di questi momenti di degrado e di disagio esattamente nei posti in cui queste case sono vuote. Per certi versi Baia del Re restituisce oggi un'immagine amplificata all'ennesima potenza della Venezia del 2024. Di giorno file di turisti che camminano tra edifici, spesso con appartamenti vuoti, per raggiungere uno dei tanti lancioni Gran Turismo che solcano questo tratto di laguna. Poi la sera le cose cambiano. Il percorso partirà da Calle Priuli dei Cavalletti per addentrarsi dentro l'area Saffa, dove ci sono stati anche lì segnalati dei furti a delle associazioni sportive, e toccherà l'area di San Giobbe, dove c'è stata una sparatoria lo scorso inverno, passerà attraverso questo quartiere dove siamo qui adesso, la Baia del Re, e si concluderà, dopo aver passato la fondamenta degli Ormesini, al circolo a Carapace. Ed ora torniamo ancora a parlare di lupi. Abbiamo in collegamento da Arzignano Daniele Garbin insieme a Federico Cibotto con un allevatore, agricoltore della Coldiretti, perché purtroppo anche in questa zona continuano a ripresentarsi i fenomeni delle predazioni. A te Daniele, buongiorno.
Sì, buongiorno Marta, buongiorno a te e ai telespettatori. Confermo quello che sta succedendo, il lupo effettivamente è ormai assodato, è sceso in pianura, ad Arzignano, considerate pianura. Qui siamo nella zona collinare di San Zeno, a fianco di San Zenone, e qui è comparso almeno da un mese in maniera stabile. I primi avvistamenti risalgono un anno fa, poi erano estemporanei. Da un mese a questa parte ha cominciato a farsi sentire le predazioni. Ci troviamo nell'appezzamento dell'elevatore Silvano Marchesi, azienda agricola Cavallina. Ecco, e questo è alle mie spalle quello che resta di un gregge di 20 pecore che sono state predate. Ecco, vi rendete conto? È stato costretto a serragliarsi con un recinto, mettere la corrente elettrica. Insomma, cosa fa il lupo? Ormai ha una sua tecnica, vero, assodata. Una volta è successo addirittura di giorno, perché le liberavo la mattina e poi le chiudevo la sera, e la sera le ho trovate 5-6 di morte e pensavo fossero stati i cani di rondaggio. Non ho fatto denunce, no. Invece la seconda volta le avevo nel recinto alto 2 metri e la mattina mi sono trovato con 9 pecore uccise e di cui una mangiata. Abbiamo visto che affina la tecnica e praticamente una volta rompeva lui i recinti, adesso invece il lupo entra nel recinto. Il buco entra, e mattina hanno contestato proprio la provincia e anche la LUS che c'era il pelo proprio del lupo e adesso hanno mandato via tutto. È un problema grave, insomma. Sì, perché adesso anche la settimana scorsa mi è successo un'altra volta, allo stesso punto con la corrente elettrica, e mi sono trovato che mi manca 4 pecore e una giovane 5. E Marta, grazie intanto. E questo il problema è che in questo momento il lupo si affianca ai problemi legati alla fauna selvatica, perché qui già da almeno 3 anni, ma anche prima, c'è il problema del cinghiale, le coltivazioni, l'agricoltura eroica sulle pendici. Il signor Angelo Sartori della Coldiretti, della sezione, presidente della sezione di Arzignano, ha già segnalato un grosso problema. I lupi si innestano in questo panorama. Esatto, perché purtroppo è una zona incontaminata che lupo, cinghiale, cervo e capriolo regna bene perché è tutto incontaminato, belle colline, però purtroppo noi coltivatori abbiamo dei danni enormi, mais in primis con i cinghiali, lupi con le pecore, caprioli qualcosa meno, però chi ha coltivazioni di ciliegie e vigneto finché sono piccoli sradica tutto, e adesso in ultima c'è arrivato anche il cervo che comincerà a fare i suoi danni. Ecco, il problema è che bisogna contenere questa fauna. Voi hai proposto un'azione radicale, qual è? L'azione radicale è difficile, deve essere dalle istituzioni. Noi diciamo come Coldiretti, un tavolo, agricoltori, Coldiretti e cacciatori, e dopo coordinarsi a risolvere il problema. Dopo il problema grosso sono i ristori che non arrivano dalla regione. 3 anni, ha fatto domanda ogni anno per danni del cinghiale, per mais, io personalmente, e in più prati distrutti. In 3 anni più o meno dei 5-6 mila euro di ristori, mai visto un euro dalla regione. E dopo dicono che la regione ci liquida e invece la regione non ci dà un euro finora. Quello è il problema proprio principale. E su questa situazione che da un po' che avete lanciato, ecco, e avete anche chiesto collaborazione ai vari enti, istituzioni, perché intervengano, ecco, anche il comune, come c'è l'assessore Giovanni Lovato, che insomma anche voi non siete l'autorità, l'istituzione deputata a risolvere il problema, però in qualche modo raccogliete e rilanciate, no, alle autorità competenti il problema. Sì, assolutamente, colgo l'occasione, visto la presenza, di esprimere la mia vicinanza e la mia solidarietà a tutti gli allevatori e agricoltori di Arzignano e del Veneto in generale. Il problema degli animali selvatici sta diventando veramente importante perché abbiamo sempre più fatti che accadono, quindi la nostra vicinanza sta nel fatto di ascoltare i nostri allevatori, i nostri agricoltori e cercare di parlare con le autorità competenti perché possano trovare una soluzione che permetta ai nostri concittadini di poter proseguire le loro attività o le loro passioni in serenità e tranquillità. L'ipotesi che si era paventata di controllare la fauna magari con i proiettili di gomma, cosa pensa? Sì, ho letto dell'iniziativa che ritengo un'iniziativa sempre pregevole, speriamo abbia dei buoni effetti.
chiederemo anche come Comune di Arzignano di entrare in questo progetto con la Polizia Provinciale e la Regione Veneto. Allora, intanto le auguriamo buon lavoro, speriamo che venga risolto il problema o quantomeno si inizi a farlo in maniera efficace. Sì, no, sono convinto che troveranno una soluzione tra Coldiretti e autorità competenti per dare una mano a tutti gli allevatori. Ecco, grazie, allora buon lavoro. Ecco, questa è la situazione Marta, la fotografia di oggi, ecco, da questo posto meraviglioso, perché effettivamente queste colline, insomma, lo dicevamo prima, agricoltura eroica, è difficile fare impresa, soprattutto impresa agricola. Per il momento è tutto e restituisco la linea. Grazie Daniele, noi continuiamo a parlare di lupi perché dal Vicentino andiamo nel Trevigiano. Da mesi vi stiamo raccontando le apparizioni, gli avvistamenti del cosiddetto lupo del Piave, anzi si è appreso in queste ore che si tratta di una lupa. Per arrivare alla cattura di questo esemplare si è tenuto ieri un vertice in prefettura Treviso. Sentiamo. 26 a Maserata, 17 a Spresiano, 16 a Breda di Piave, 7 a San Biagio, 6 a Ponte di Piave, via via incalando. Un centinaio di segnalazioni nell'arco di 3 mesi del lupo, anzi della lupa, trattandosi di una femmina che si sposta lungo il Piave. L'ultima in ordine di tempo a San Polo, tra Guizza e San Giorgio. In prefettura il punto della situazione chiesto dai sindaci dei comuni rivieraschi, che hanno ottenuto rassicurazioni sul fatto che l'animale selvatico, tutelato per legge, sarà a breve catturato come da autorizzazione rilasciata dal Ministero, che ha impiegato poche settimane a dare il via libera all'operazione a fronte di attese in altre circostanze anche di 8 mesi. Di rintracciare la lupa, ma non è del tutto escluso che gli esemplari in circolazione possano essere anche 2, si occuperà una squadra specializzata di tecnici forestali. Nel territorio classico, che può essere quello della Malga nel Bellunese, una squadra di questo tipo, che è specializzata nella cattura, ci impiega circa un paio di settimane, però sono stati piuttosto guardinghi nel dare la tempistica, perché l'area è vasta, l'area è nuova e soprattutto non ha un collare col GPS, quindi solamente tramite le segnalazioni si può sapere, insomma, dove si trova il lupo. È vero che l'attività di monitoraggio è in corso, però dobbiamo continuare a fare la nostra parte come cittadini, questo è fondamentale. I primi cittadini cercavano rassicurazioni e le hanno trovate, dicono non rimane che attendere. A Salgareda segnalazioni nel mio territorio non ne ho avute e il territorio è molto particolare mio, è un corridoio. Invece diciamo che il collega di Maserata ovviamente ha un'estensione anche molto più grande. Si sposta in un'area che attualmente non è il suo habitat naturale, perché quello che sarà fatto da parte di tecnici specialisti, non da parte del fai da te che non funziona mai su queste cose, è ovviamente la cattura, chiaramente se serve la cura di questo esemplare. Punto e fine, questo è il messaggio che deve passare e non c'è un'emergenza, non c'è un pericolo vero e proprio, l'uomo può stare tranquillo. Non c'è un'emergenza, continua Marini, ma nessuno può escludere che altri esemplari in futuro discendano il Piave ed è importante preparare la popolazione. Se questa lupa non è ancora tornata da dove è venuta è anche perché la si è approcciata in modo scorretto. Da qui l'idea di organizzare serate a tema e distribuire materiale informativo. A breve arriverà anche un vademecum da chiaramente condividere con la cittadinanza per i comportamenti da tenere in caso di avvistamenti e di contatti ravvicinati con l'esemplare. E non ci sono dubbi che sia stato un orso quello segnalato da 2 apicoltori che hanno trovato le proprie arnie distrutte nella frazione di San Vito. Siamo in comune di Arsie, nel Bellunese. Per la comunità del Feltrino questo passaggio del plantigrado è una prima assoluta. Potrebbe trattarsi dello stesso esemplare avvistato nei giorni scorsi nel massiccio del Monte Grappa, in comune di Seren. È quanto ritengono plausibile i carabinieri forestali dopo la segnalazione della presenza dell'orso nella zona di San Vito, frazione di Arsie. Il plantigrado si è reso responsabile nella notte tra sabato e domenica della distruzione di alcuni apiari distanti poche centinaia di metri dalle abitazioni delle località Duri e Casere, destando preoccupazione tra la popolazione residente. L'altra sera abbiamo avuto delle segnalazioni e purtroppo sono state devastate 2 arnie in 2 località diverse, dei 2 apicoltori locali. Si pensa che sia lo stesso orso che prima è stato a Seren, poi a Fonzaso e quindi adesso è passato dal Sì.
c'è un po' di preoccupazione naturalmente nella popolazione, anche perché i posti dove c'erano queste arnie erano abbastanza vicini al centro abitato. L'orso ha preso di mira i telai melliferi per cibarsi del miele, lasciando tracce evidenti che hanno permesso ai militari forestali di confermare la presenza del plantigrado senza dubbi in merito. Per il comune feltrino di Arsiè si tratta della prima incursione di questo tipo, nonostante il territorio non sia estraneo alla presenza di animali selvatici. Anche dei lupi che solo 2 settimane fa hanno predato 5 pecore, una frazione di Melame nel nostro comune. Ad oggi non sono previste contromisure da adottare nel breve periodo, almeno fino a quando non si conosceranno con certezza i movimenti dell'orso, che potrebbe essere solo di passaggio nei boschi del Feltrino. Dall'amministrazione arriva comunque l'invito alla popolazione e agli escursionisti presenti in zona a fare attenzione. Noi abbiamo avvisato la popolazione e avvisato anche gli apicoltori del fatto che poteva girarsi un orso nelle vicinanze. Oltre a quello non abbiamo competenze in merito. Io penso che comunque la provincia in questo senso abbia la competenza diretta e auspico che ci sia un incontro a breve. Ed ora andiamo a Venezia, al Lido, anzi, per parlare della mostra del cinema che ormai è entrata nel vivo. Questa sera grande attesa per l'inaugurazione. Ci aggiorna al telefono dal Lido di Venezia Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Marco, a te i nostri telespettatori. Sì, è una prima giornata di apertura, anche se in realtà già ieri sera c'è stata una preapertura, una prima giornata che già schiera dei calibri da 90 ed è un po' così il leitmotiv di questa mostra, il filo conduttore, che ogni giorno vedrà più tappeti rossi e più star arrivare qui al Lido. È da poco terminata la conferenza stampa del film di apertura, che è stata davvero seguitissima. La proiezione per esempio questa mattina ha riscosso grande successo e poi ci sono i fans qui al Lido già da questa mattina alle 7 che sono davanti al red carpet per prendere la posizione migliore per cercare questa sera poi di accaparrarsi un selfie, un autografo. Quindi una mostra del cinema importante che promette davvero bene. Oggi ci sarà, oltre all'aspetto così mondano e culturale del cinema, ci sarà anche la presenza delle realtà istituzionali. Hanno confermato la loro presenza il ministro dei beni culturali Gennaro San Giuliano, in rappresentanza del governo che è arrivato in città già da ieri. Ci sarà il governatore Luca Zaia e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che è anche per statuto vicepresidente della Biennale. Una Biennale che da pochi mesi è guidata da Pietrangelo Buttafuoco, che quindi in questi giorni è la sua prima mostra da presidente della fondazione. È davvero un battesimo importante per lui. E c'è ovviamente un grande spiegamento di forze dell'ordine per far sì che l'evento si svolga nel migliore dei modi. Insomma, il Lido è pronto e anche Venezia è pronta a vivere la festa nel migliore dei modi, che sappiamo è non solo una ribalta cinematografica mondiale, ma è anche un indotto economico per la città e un'iniezione di vitalità. Ma se sei d'accordo farei vedere il servizio con Andrea De Sica, che abbiamo preparato ieri, che appunto ieri sera era in Sala d'Arsena insieme al produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis, che ha restaurato questo grande capolavoro, L'oro di Napoli. Andrea De Sica, grazie per essere con noi, bentornato a Venezia. Grazie. Allora, qui a Venezia che emozione c'è questa sera per la preapertura L'oro di Napoli? Beh, un'emozione molto grande e inedita, perché il fatto che Alberto Barbera abbia invitato questo enorme film di mio nonno a fare una preapertura della Biennale in occasione dei 50 anni della sua morte vuol dire che il più grande festival di cinema italiano ama e omaggia un grande del cinema che è stato Vittorio De Sica e che lo è stato anche per Venezia. Che ricordi hai di tuo nonno?
Ahimè, sfortunatamente io sono nato dopo la morte di mio nonno, però ho avuto un grande maestro che è stato mio papà, Manuel De Sica, che mi ha trasmesso quanto più poteva l'amore per Vittorio e quindi sono contento oggi, in assenza di mio padre, aver fatto io il primo restauro, diciamo, della mia vita e di portare avanti questa eredità culturale. Come è avvenuto questo restauro? Questo restauro è avvenuto con la grandissima partecipazione di Aurelio De Laurentiis, che detiene i diritti del film prodotto da suo zio Dino De Laurentiis negli anni d'oro della Ponti De Laurentiis, e Cinecittà, che diciamo, è intervenuta con i suoi mezzi economici e tecnici per fare un grandissimo restauro digitale 4K che spero apprezzerete. Avete avuto, immagino, anche un dialogo in questi mesi di preparazione con Aurelio De Laurentiis? Assolutamente sì, ed è stato veramente molto fruttifero perché Aurelio De Laurentiis è un grande uomo di cinema e ha subito avuto la sensibilità di capire il tipo di operazione che stiamo facendo. E dopo questa preapertura, questo film restaurato, cosa circolerà? Andrà a Los Angeles per i 90 anni di Sofia Loren, che è uno degli interpreti del film, e all'Oscar, all'Academy, sarà proiettato all'Academy e spero in tanti altri posti del mondo. Cosa ti ha trasmesso questo restauro? L'amore per la tragicommedia di Vittorio De Sica, che è qualcosa che non si è mai più visto al cinema. Ecco, allora questa è l'intervista che appunto il nostro inviato alla Mostra del Cinema Lorenzo Maira ha realizzato ieri appunto con il nipote di De Sica, che ha curato questo restauro del celebre film. Tra l'altro Lorenzo, abbiamo visto, finché ci raccontavi le ultime news, le immagini realizzate ieri con la madrina del festival, Sveva Alviti, che proprio questa sera aprirà la kermesse. Sentiamo quindi insieme il servizio che ci hai mandato. La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ha già una nuova stella, è la madrina Sveva Alviti, che domani aprirà l'81esima edizione della kermesse cinematografica. In pochi secondi il suo modo di fare ha già conquistato tutto il lido. Molto bello, molto in qualche modo familiare, è una grande famiglia quella della Biennale e questo si sente, quindi sono molto contenta di essere qui e di iniziare questo viaggio insieme a tutti voi. Alberto Barberi, direttore, ha speso molte belle parole per te. E tu cosa hai provato quando ti è stato proposto di essere la madrina della mostra? Sono rimasta all'inizio, non ci credevo, e poi in realtà avevamo parlato tanto negli anni scorsi e in qualche modo lui aveva capito quanto io amassi il cinema e quanto era proprio una passione in comune. C'è un'attrice che ti ha ispirato, magari non so, da bambina o anche adesso? Monica Vitti. La unica e la sola Monica Vitti, una delle attrici più eclettiche che noi abbiamo avuto, che riusciva veramente a trasformarsi dal comico ai film più come quelli di Antonioni, quindi più sociali, quindi più sull'incomunicabilità, quindi una donna e un artista incredibile. Questa mostra arriva in un momento storico, sociale non facile per il nostro paese, per il mondo. Penso per esempio alle tante guerre che ci sono e tanti problemi. Qual è il tuo messaggio anche di pace o per un mondo migliore? Io sono veramente affranta da questo momento storico, sono veramente affranta da queste guerre, quasi non ne posso più veramente. Vorrei che ci fosse un modo per avere la pace, ma la pace che non solo che queste guerre finiscano, ma la pace tra i popoli, la pace tra uomo e donna, la pace tra tutti, perché in realtà il parlare, il comunicare è il modo migliore per far sì che tutto questo finisca. E poi un pensiero per voi. Ciao Antenna 3, ci vediamo presto, tra poco inizierà il festival, siamo tutti qui e seguiteci. Ecco Lorenzo, questo è il servizio, se ci sei ancora, sì, mi senti? Ecco, un flash di chiusura di questo collegamento dal Lido di Venezia. Il flash è che siamo tutti in attesa perché la mostra scopre le sue carte, una mostra che presenta 5 film italiani e quindi c'è davvero
un po' per tutti i gusti tantissimi temi, come abbiamo avuto modo di dire anche in questi giorni, che terranno compagnia e credo che faranno anche molto discutere, perché sono temi molto vari che faranno discutere non solo dal punto di vista cinematografico. Grazie mille allora Lorenzo Maier e buon lavoro naturalmente al Lido di Venezia. Ci ricollegheremo poi naturalmente questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Vedo intanto che ci chiede la linea dal cortile di Casugana, il comune, sede del comune di Treviso, il nostro Lucio Zanato, in compagnia con il sindaco di Treviso Mario Conte. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Siamo con il sindaco Mario Conte perché vogliamo parlare di molti argomenti. Il primo è quello dedicato alla città. Oggi la restituzione di un campo di calcio per parlare di sport e giovani. È stata un'esperienza importante. Sì, oggi è stata una giornata emozionante. Innanzitutto per Fabio Artuso, che è quel bambino a cui è dedicato quel campo, che è un po' l'anima e lo spirito che accompagna sia il San Giuseppe che proprio quel quadrante di città che dal 2016 era finito così in mani non proprio buone, ma non perché avessero fatto danni particolari, però non era stato fatto nulla e il campo era finito in totale degrado. Oggi noi siamo riusciti a risolvere la questione da un punto di vista formale e burocratico e quindi abbiamo riaperto il bando, si è stato aggiudicato alla società sportiva di San Giuseppe, che è proprio la società del quartiere, e quindi c'è stata la formale consegna delle chiavi di questa area sportiva, che però è un'area che poi sarà aperta al quartiere e viene restituita alla gente del quartiere, compreso a Fabio Artuso, che è appunto l'anima di tutto questo, e quindi ringrazio la Nadia che è la mamma e ringrazio la società sportiva San Giuseppe, che sono amatori però ci mettono davvero tanta passione. Loro invece ringraziano lei perché è riuscito a far tirare fuori a qualcun altro 138.000 euro per fare anche opere di ristrutturazione, perché lo vedremo stasera nel corso del telegiornale che il campo è più un campo da pannocchie che non un campo da calcio. Detto questo, questi 138.000 euro arrivano da chi farà il famoso supermercato giù del cavalcavia di San Giuseppe. È supermercato o non supermercato? Insomma, è da settimane che prendo parole dai cittadini per l'ennesimo supermercato all'Estiore, che non ci sarà, perché sarà un hotel con un grande negozio che venderà tra l'altro pesce fresco. Quindi... Ecco, ricordiamo qual è la lottizzazione. La lottizzazione si chiama Cattaneo, è ai piedi del cavalcavia di San Giuseppe. Tra questi benefici pubblici ci saranno anche questi 138.000 euro che verranno destinati per la riqualificazione di questo campo, oltre alla rotonda dell'Enel e oltre a qualche chilometro di pista ciclabile nel quadrante proprio lì di San Giuseppe dell'Estiore. Quindi nessun supermercato, ci sarà un grande negozio e un albergo, però l'importante è che poi questi privati si mettano anche a disposizione della collettività con, per esempio, questo investimento da 138.000 euro che verrà dedicato appunto alla società San Giuseppe. Però devo ringraziare anche tutti gli altri privati che oggi erano presenti alla consegna delle chiavi, perché ci sono degli imprenditori che fanno bene il loro lavoro, lo fanno con passione, ma ci mettono talmente tanto cuore che vogliono restituire alla comunità, e penso per esempio a Luca Pavin, che oggi era presente, che contribuirà alla rigenerazione di quel quadrante. Senta, a proposito di parole, quante parole sta prendendo per il taglio degli alberi di Via Battisti? Ma in realtà incontro i cittadini che sono grati e soddisfatti del fatto che riqualifichiamo quel viale, finalmente le piste ciclabili torneranno ad essere accessibili, finalmente i marciapiedi diventeranno anche questi accessibili, perché oggi sono di fatto inutilizzabili. Dispiace in primis a me dover sacrificare questi 40 alberi, che però, lo voglio ricordare e dire a chiare lettere, certificato sono a fine vita, cioè sono già nella classificati D, che sono praticamente lo stadio prima dell'abbattimento. Quindi sostituiremo questi 40 alberi con un numero più importante di alberi che saranno invece giovani, freschi, e avranno anche un maggiore impatto ambientale. Ma saranno anche autoctoni, perché tutti dicevano che quei pini marittimi non c'entrano nulla con la città. I pini marittimi non c'entrano nulla, saranno delle essenze diverse, autoctone. La scelta dell'essenza però la stiamo ancora condividendo con la sovrintendenza. E al bambino che ha fatto il disegno che poi ha appeso attorno all'albero scrivendo "mi dispiace", cosa vuol dire? Lo ringrazio, perché io credo che abbiamo bisogno di questa sensibilità
sensibilità da parte dei bambini. Credo che la responsabilità dei genitori sia anche spiegare il perché certi alberi vengono abbattuti, perché a quel bambino bisognerebbe spiegare che in occasione degli ultimi temporali 3 pini marittimi sono caduti sopra delle macchine. A quel bambino bisognerebbe spiegare che le piste ciclabili oggi non sono utilizzabili, delle persone sono cadute e si sono fatte male perché le radici hanno di fatto reso inutilizzabili le piste ciclabili. A quel bambino bisognerebbe spiegare che i passeggini o le carrozzine dei bambini e degli anziani non possono passare perché le radici hanno di fatto distrutto i marciapiedi, e a quel bambino bisognerebbe spiegare che una volta tolti 40 alberi ne ripianteremo un numero maggiore con maggiori impatti ambientali. Se non glielo spiegano i genitori, io sono a disposizione per spiegarlo. A proposito di genitori e figli, questa storia della baby gang che ha aggredito il venditore di rose, lei dice che è rimasto stupito per il discorso che loro sono andati dalla polizia a dire non sapeva più cosa fare. Sì, intanto questa baby gang è stata arrestata grazie all'intervento delle forze dell'ordine presenti sul quadrante e grazie al supporto delle videocamere di sorveglianza installate dall'amministrazione, e quindi credo che gli investimenti che stiamo facendo poi portano anche a questi risultati. L'obiettivo è prevenire, ovviamente. Ho letto oggi le dichiarazioni dei genitori che mi lasciano veramente senza parole. Da un lato li capisco, dall'altro mi fanno anche arrabbiare, perché è da mesi che si parla del fenomeno delle baby gang, e l'appello che io faccio a chi ci sta ascoltando, a partire dal sindaco, è che dobbiamo metterci tutti in discussione. Non dobbiamo dare per scontato che i nostri figli siano esenti da questo tipo di esperienze e comportamenti, e farci un esame di coscienza e soprattutto dialogare di più con i propri figli. Se poi ci sono delle difficoltà di dialogo, di confronto e delle preoccupazioni che attanagliano i genitori, i servizi sociali dei comuni sono a disposizione, perché solo così riusciremo a prevenire certe situazioni, ma soprattutto a prevenire certe rogne che adesso i ragazzi in primis e queste famiglie dovranno anche gestire. Ecco Lucio, fermati un attimo, la pubblicità incombe. Prontissimi Lucio, per il matrimonio, senti? ovviamente Elisa, Lucio, che è la parte più creativa e anche più sensibile della coppia, sta gestendo gli ultimi dettagli del matrimonio, però per il 12 ottobre sarà tutto pronto. Grazie Sindaco, a te la linea. Ecco, grazie a Lucio Zanato, al sindaco di Treviso Mario Conte. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di sport. Vedo che abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Dino Ponchio, presidente del CONI del Veneto. Buongiorno Presidente, grazie. Buongiorno a voi, buongiorno a lei. Ecco, c'è grande attesa, no? Questa sera ci sarà la cerimonia di inizio delle Paralimpiadi, diversi gli atleti veneti che gareggeranno e per i quali insomma il Veneto si prepara a tifare per una seconda volta dopo i buoni risultati che abbiamo visto nelle Olimpiadi di Parigi. Beh, certamente ancora una volta sport, ancora una volta Olimpiadi, Paralimpiadi in questo caso, con la premessa che io rappresento il CONI e quindi lo sport dei normodotati, ma essendo il mio collega Ruggero Vignai già partito per Parigi, che è il presidente del CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, mi permetto su vostra indicazione di interessarmi anche della parte di paralimpismo, che è importantissimo, sempre più importante. Ecco, sempre più importante, e abbiamo visto, insomma, ci sono dei nomi davvero importanti anche tra gli atleti veneti che domani, cioè che da questa sera, insomma, entreranno nel vivo della competizione, certo. Da Bebe Vio alla prima volta olimpica per Manuel Bortuzzo, addirittura alla 12ª Paralimpiade per Francesca Porcellato, la rossa volante. Vediamo il servizio che abbiamo preparato su questo. Possiamo ufficialmente dire, quindi sono super felice, possiamo ufficialmente dire che siamo qualificati per le Paralimpiadi di Parigi 2024.
non solo io, ma anche Edoardo, Emanuele, gli altri ragazzi del team di Fly to Paris, e quindi sono molto felice di poter annunciare questa cosa. Quindi sì, adesso a questo punto è ufficiale. Ci vediamo a Parigi tra poco. Annunciava così Bebe Vio a marzo scorso la partecipazione alla sua terza Paralimpiade dopo Rio de Janeiro e Tokyo. Sono ben 19 gli atleti veneti che gareggeranno fino all'8 settembre a Parigi in una competizione che vedrà anche al via 6 atleti trevigiani. Oltre alla capitana Bebe, che sarà in pedana dal 4 al 5 settembre per le gare di fioretto individuale a squadre, anche Manuel Bortuzzo nel nuoto alla sua prima Olimpiade dopo il tragico episodio di Roma nel 2019, quando un proiettile sparato per errore gli stroncò il sogno olimpico tra i normodotati. Saranno della spedizione anche Silvia Biasi nel sit-in volley, Asia Pellizzari e Paolo Tonon nel tiro con l'arco, ma soprattutto Francesca Porcellato, la rossa volante, che raggiungerà l'astronomico numero di 12 partecipazioni ai Giochi olimpici, 8 estivi e 3 invernali, in svariate discipline, con 15 medaglie conquistate. La sua prima volta fu a Seul nel 1988. A Parigi gareggerà solo nell'handbike, ma alle soglie dei 54 anni, che compirà proprio il 5 settembre nella capitale francese, la rossa darà ancora una volta tutta se stessa. Gli auguri a tutti gli atleti sono arrivati anche dal presidente Luca Zaia, che ha ricordato che in Veneto lo sport paralimpico è una priorità e lo dimostra il vero e proprio boom registrato nell'ultimo ventennio. Dalle 39 società e 900 atleti censiti nel 2005, oggi si contano 428 società e 2500 atleti. A Tokyo abbiamo vinto 26 medaglie sulle 69 conquistate dall'Italia, ma oltre alle vittorie il vero trionfo è il messaggio di inclusione che questi atleti riescono a trasmettere giorno dopo giorno. Con il loro esempio abbattono barriere e pregiudizi, dimostrando che lo sport è molto di più. Comunque vada, però, grazie a questi campioni di vita e di sport, ha detto il presidente. Ecco, Presidente Ponchio, lo sport è molto di più, no? È molto di più per i normodotati, forse ancora di più lo è per le persone appunto che partecipano alle Paralimpiadi. Molto importante, intanto complimenti per il servizio perché è stato bellissimo, esaustivo, tra virgolette mi ha anche rubato molte delle cose che dovevo dire io, che volevo dire io a favore di questo aspetto della pratica sportiva. Devo però aggiungere che la distanza che c'era tra sport paralimpico e sport olimpico si sta riducendo sempre più perché lo sport è un unicum che ha diverse facce e noi qui nel Veneto siamo emblematici del fatto che siamo sempre più collaborativi tra CONI e CIP, tanto è vero che abbiamo un progetto comune di CONI e CIP supportato dalla Fondazione Cariparo di Padova e Rovigo che sostiene, finanzia le società le nuove società che lavorano nel campo della disabilità, ma soprattutto quelle che integrano le attività, in cui ragazzi normodotati e con problemi vivono assieme l'ambiente e la parte di socializzazione comune dello sport. Credo che questo sia un grande significato e devo dare anche riscontro alla Regione Veneto che per quanto riguarda il sostegno allo sport in generale quest'anno ha fatto miracoli e per quello paralimpico da sempre lo segue in modo particolare. Ecco, quindi un'attività diciamo, che mira soprattutto a coinvolgere i giovani, i ragazzi fin da bambini proprio nell'attività sportiva. Tra l'altro ci avete inviato anche alcune immagini che vedono protagoniste, proprio magari se la regia le può mandare in onda, i ragazzi fin da piccoli, no? Che sono stati coinvolti attivamente, a dimostrazione, no? Di quanto importante e fondamentale sia l'attività sportiva, al di là anche poi di quelli che sono i risultati raggiunti. Sì, certo. Come mi piace dire, il prodotto finito, la cosa che illustra l'Italia, le medaglie, i grandi campioni, i grandi personaggi, sono l'acme, il punto di arrivo di un grande movimento, il movimento dello sport che nel Veneto ha grandi qualità. Siamo tanti, siamo grandi, 650.000 tesserati sostenuti da società
che si dedicano al 100% per la crescita e l'evoluzione dei ragazzi, poi alla fine succede che tutti diventeranno degli adulti migliori per la società tutta, ma alcuni andranno anche alle Olimpiadi e avranno anche l'occasione di vincerle. Noi in queste Paralimpiadi, avendo dei grandi campioni come già citati, Bebe Via, ma mi piace ricordare anche Francesco Bettella, che anche lui è arrivato a un numero enorme di Paralimpiadi partecipate. La Porcellato a Francesca è un monumento, ma aspettiamo moltissimo anche da Antonio Fantin, che da sempre porta a casa metalli pesanti, a dimostrazione che fare sport fa bene a questi ragazzi e ragazze in particolare, e l'obiettivo è, e il messaggio è per le famiglie in cui ci sono ragazzi con questi problemi, di rompere il tabù, di farli uscire, portarli negli impianti sportivi. La missione che abbiamo con Ruggero Vinnai ed io è di stimolare la partecipazione, perché i ragazzi con disabilità che fanno sport sono ancora, rispetto al totale, pochi, devono essere, devono aumentare, e i risultati che avremmo sicuramente alle Paralimpiadi ci serviranno e saranno utili proprio a aumentare l'adesione alla pratica sportiva paralimpica. Ecco, e questo sicuramente è un messaggio davvero importante, quello che lei lancia, e quello che noi ci auguriamo è che l'esempio di questi grandi campioni, così come è accaduto per i normodotati, possa fare sì, no, che anche tanti altri ragazzi che hanno delle problematiche possano partecipare, possano fare sport. Certo, la medaglia in più che aspettiamo da queste Paralimpiadi è l'aumento dell'adesione dei ragazzi e delle ragazze con problematiche diciamo di abilità, di disabilità, che si avvicinano alla pratica sportiva, perché è importante per la loro crescita, per la loro evoluzione, per la loro sicurezza anche in senso generale, fisica e anche psicologica. Ecco, allora in bocca al lupo naturalmente a tutti gli atleti italiani e veneti che da questa sera insomma parteciperanno alle Paralimpiadi di Parigi. Grazie ancora a Dino Ponchio, presidente del CONI del Veneto, per essere stato con noi. Una buona giornata, grazie. A voi, grazie. Grazie. Allora, noi ora continuiamo il telegiornale con una notizia che ha fatto sicuramente molto rumore, ed è quella che riguarda una sentenza, ed è il caso dell'ex tenente alpino Sergio Cabigiosu, veronese, malato di leucemia per l'esposizione all'uranio impoverito nella ex Jugoslavia. 2 ministeri sono stati condannati a riconoscergli lo status di vittima del dovere. Io ho assolto il mio dovere come ufficiale dell'esercito andando in missione, e nel momento in cui sopraggiunge una malattia di questo genere, come un cancro, mi auguro sempre che lo Stato che mi ha mandato in quei posti mi tuteli anche. Ecco. Ministeri della Difesa e dell'Interno condannati in via definitiva a riconoscere come vittima del dovere il tenente di fanteria alpino Sergio Cabigiosu, 50 anni, veronese, a cui nel 2017 venne diagnosticata la leucemia mieloide cronica provocata dall'esposizione all'uranio impoverito. In servizio al 6° Reggimento Alpini, Cabigiosu era stato impiegato in diverse missioni all'estero, tra cui la tristemente nota Joint Forge a Sarajevo, in Bosnia, i medesimi luoghi che nella veste di inviato di guerra aveva frequentato anche il giornalista Rai Franco Di Mare. Il 50enne è stato esposto nelle caserme italiane e all'estero anche all'amianto, e per questo motivo si è rivolto all'Osservatorio Nazionale Amianto e al suo presidente, l'avvocato Ezio Bonanni, presentando ricorso. Il Tribunale di Verona ha sancito un principio fondamentale accogliendo il nostro ricorso, ed è costituito dal fatto che se un militare viene impegnato in territori contaminati e senza protezioni e subisce dei danni alla sua salute, deve vedersi riconosciuti i propri diritti, ed è proprio per questo che
La sentenza sarà utilizzata in tutti gli altri casi per ottenere la tutela dei nostri uomini in divisa e il riconoscimento dei loro diritti. Nel caso di Cabigiosu, il Tribunale di Verona ha condannato i due ministeri a riconoscergli la liquidazione di 285.000 euro, oltre agli assegni vitalizi mensili per 2.100 euro che percepirà a vita. Io mi ritengo una persona molto fortunata, nel senso che il mio cancro è, grazie al cielo, uno dei cancri su cui la medicina e la ricerca hanno sviluppato una medicina mirata che mi consente di vivere una vita normale. Sono anche però molto consapevole che non tutti i miei colleghi che hanno operato all'estero e che hanno avuto di questi problemi hanno questo tipo di malattia, ma ne hanno altre che a volte si sono anche rivelate più letali. Cabigiosu e l'Osservatorio si augurano che questa sentenza costituisca uno spartiacque. I diritti di chi è rimasto contaminato andrebbero riconosciuti in automatico, non dovrebbero essere necessari anni di battaglie legali. In Veneto, dove seguiamo decine e decine di altri casi, come nel resto d'Italia, dove sono centinaia le vittime che non hanno visto riconosciuti i propri diritti. Auspichiamo nel futuro che il Ministero possa riconoscerli senza la necessità che si arrivi ad un contenzioso giudiziario. Ecco, tra meno di 2 settimane il via ufficiale al nuovo anno scolastico. Ieri intanto all'ufficio scolastico regionale a Mestre sono stati assunti stabilmente 149 direttori dei servizi generali e amministrativi. Vediamo. Penso che sia una giornata particolare e soprattutto importante per tante persone che durante la loro carriera scolastica hanno svolto il ruolo di assistente amministrativo e facente funzione in quello di SGA, e finalmente vedono coronarsi un sogno, quello della stabilizzazione nella loro funzione definitiva. Eccoli in attesa della chiamata davanti all'ufficio scolastico regionale di Mestre alcuni dei quasi 150 nuovi direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole venete, i cosiddetti di SGA. Altri all'interno dell'edificio stanno già firmando i documenti d'assunzione. Nel suo ufficio il direttore generale Marco Bussetti esprime soddisfazione assieme ai rappresentanti sindacali di CGIL, CISL, ANI e FESNALS. Per la scuola in Veneto è importantissimo perché noi abbiamo posti vacanti da funzionari ex di SGA, quindi i direttori amministrativi della scuola, abbiamo circa 260 posti vacanti e stamattina possiamo nominare 143 nuovi direttori amministrativi che finalmente troveranno la stabilizzazione. Queste persone sono quelle che collaborano direttamente con i dirigenti scolastici e garantiscono tutta quella parte amministrativa che a volte viene spesso trascurata, no? Si tende sempre più a guardare il rapporto discente-docente, ma che invece attraverso il loro lavoro garantisce l'avvio corretto dell'anno scolastico. Da un lato c'è quindi la soddisfazione personale e professionale di uomini e donne che vedono stabilizzata la propria situazione lavorativa, dall'altro un robusto rafforzamento dei servizi negli istituti scolastici della regione. È definita una giornata per certi versi storica. Sì, direi storica anche perché sembra che il Veneto sia la prima regione a farlo in Italia. Penso che tutte le altre regioni italiane seguiranno il nostro percorso, ma in questo momento sono anche abbastanza orgoglioso per tutto il lavoro che l'ufficio è riuscito a realizzare e voglio ringraziare le organizzazioni sindacali e tutti i miei collaboratori per essere arrivati a questo successo. E continuiamo a parlare di scuola puntuale. Come ogni anno si ripresenta il caro libri, vediamo. Il ritorno a scuola si preannuncia per le famiglie italiane come l'ennesima stangata per il caro libri. Le associazioni di consumatori lanciano l'allarme prevedendo un aumento dei prezzi dei testi superiore all'inflazione con un più 3% rispetto al 2024 e un più 8% rispetto al 2022. Secondo l'Osservatorio Nazionale la spesa media per studente si aggirerà intorno ai 590 euro solo per i testi obbligatori e 2 dizionari, segnando un più 18% rispetto all'anno precedente. La preoccupante situazione grava sulle spalle di genitori già alle prese con rincari generalizzati. Ecco perché il mercato
mercatino dell'usato, avviato in questi giorni in tutti gli istituti scolastici, apre uno spiraglio di respiro in molte famiglie e aiuta anche la scuola. Il prezzo è il 50% di quello originale, più un compenso che viene dato alla scuola per lavori. Per esempio volevano fare un osservatorio di astronomia. Gli aumenti sono notevoli, avendo 2 figli al liceo veniamo al mercatino e ho appena ringraziato infatti chi offre il proprio tempo per fare queste cose, perché è un'iniziativa importante, molto importante per noi. L'aumento è notevole e anche le nuove edizioni che non si capisce io tra un figlio e l'altro, ma che faccio, aspetto oppure no, cioè non sai mai insomma quanto c'è di sostanziale o cosa, ma impatta parecchio. Noi compriamo libri usati, così si cerca di aiutare un po' anche la scuola, perché una parte del ricavo va anche alla scuola, insomma, quindi è una cosa utilissima. A confermare che quest'anno il movimento è maggiore, la signora Flavia, una delle responsabili dell'organizzazione. C'è stato molto più movimento, siamo anche noi più organizzati, però sì, più richiesta. Soddisfatti anche i ragazzi che guadagnano qualche soldo e ribadiscono che non è sempre giusto cambiare edizione. Innanzitutto aiuti anche altri studenti, perché vendere libri comunque fa prendere soldi agli studenti, quindi che magari usano per poi comprare libri nuovi. Quindi aiuti quelli come te, diciamo. Sì, ho miei amici che avevano anche vecchie edizioni e comunque avevano i compagni che comunque, se avevano bisogno di esercizi particolari o di qualcosa di aggiornato, chiedevano ai compagni, però per il resto erano molto valide come edizioni precedenti, ecco. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio, arrivederci.